Sì, buongiorno a tutti, grazie a Jonathan Montanariello, un grazie anche alle colleghe presenti del gruppo, Anna Maria Bigon, Chiara Luisetto, Francesca Zottis. Siamo tutti qua e abbiamo voluto fare questo punto stampa sul finire della legislatura perché ci sembrava giusto mettere appunto il punto rispetto alle tante iniziative che nel corso di tutti questi 5 anni abbiamo sottoposto all'attenzione della Giunta che riguardavano in generale il tema delle poste e della funzione che gli uffici postali possono e devono avere sui territori. Di fatto soli in questa battaglia per il presidio del territorio, perché la prima considerazione è le poste sono lo Stato. Cioè noi stiamo parlando di un soggetto certo quotato in borsa, certo partecipato nella sua compagine azionaria anche da soggetti privati, ma che è nella stragrande maggioranza delle sue quote azionarie posseduto dallo Stato. Questo significa che non è un soggetto terzo con il quale le amministrazioni pubbliche si interfacciano secondo le regole normali. Essendo un soggetto pubblico, ha ampia partecipazione pubblica, ha dei diritti e dei doveri. Il primo dovere è sicuramente quello della funzione del presidio del territorio. Perché lo Stato decide di investire nel servizio postale? Perché ritiene che i servizi erogati da questo soggetto siano servizi essenziali per i cittadini e ci investe risorse per questo obiettivo. Del resto, Poste ha anche dei vantaggi dalla partecipazione dello Stato. Quando lancia la sua attività finanziaria, moltissime persone decidono di scegliere Poste come banca, come soggetto, come operatore finanziario perché è Poste, perché è, diciamo, anche partecipato dallo Stato. Perché per le persone Posta è un presidio e dunque anche i servizi finanziari, oltre a quelli postali, è importante averli in questo soggetto. Allora, siccome noi pensiamo che non si possa soltanto prendere dallo Stato ma anche dare, noi chiediamo che Poste risponda a questa responsabilità che la partecipazione statale dovrebbe addebitare sempre a questi soggetti. Ci siamo occupate di Poste, questa è la seconda ragione, perché è un ambito nel quale sembra che la responsabilità non sia di nessuno, delle cose che non funzionano. Ci sono dei disagi per i cittadini, li ha raccontati prima bene il collega Montanariello, che culminano poi nelle chiusure temporanee, lunghe, ma molto anche definitive, nel numero di sportelli aperti durante l'orario di servizio. E sono tutte disagi che ovviamente colpiscono con più intensità i territori più disagiati e le fasce di popolazione più fragile. Quindi le carenze di servizio di Poste producono diseguaglianza perché non colpiscono tutti alla stessa maniera. Perché l'utenza di Poste è tradizionalmente un'utenza tendenzialmente territoriale e anziana. Quindi ogni volta che chiudiamo per sempre o per un po' di tempo uno sportello postale dentro un comune, noi stiamo gravando tendenzialmente sui soggetti più fragili. Ma le inefficienze di Poste hanno un effetto immediato anche sugli enti locali, perché i comuni che si trovano poi a dover gestire l'organizzazione dei servizi sul proprio territorio e a dover rispondere alle lamentele e alle domande dei propri cittadini, molto spesso si rivolgono a Poste per avere delle risposte e non ce le hanno, perché Poste non si abbassa a rispondere al sindaco del piccolo comune. Ecco perché noi abbiamo voluto portare il problema sul tavolo regionale, perché dove non può arrivare un singolo sindaco, dovrebbe arrivare la Regione del Veneto. Perché noi siamo convinti, e su questo davvero chiudo, che in questi anni abbiamo assistito nella nostra regione ad una progressiva, a nostro giudizio voluta, desertificazione dei servizi per i cittadini. C'è Anna Maria Bigon che potrebbe farci una relazione sulla desertificazione dei servizi sanitari, c'è Chiara Luisetto che potrebbe parlarci di quella che riguarda i bisogni delle persone più fragili e oggi stiamo anche discutendo di come un servizio fondamentale come quello garantito da Poste non sia più un presidio omogeneo nella nostra regione. Ci sono elementi di criticità molto seri, sono state messe in evidenza anche dall'opinione pubblica con trasmissioni televisive che hanno raccontato persino di quelle che sembrerebbero essere condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori al limite della legalità, la dico così, ecco. Di sicuro
c'è una inefficienza per quanto riguarda le risposte di cui i cittadini hanno bisogno. Siccome noi con le interrogazioni, le mozioni che abbiamo depositato insieme a Jonathan, che peraltro ringrazio per aver sempre seguito con puntualità e precisione questo tema, non abbiamo mai ottenuto una risposta da parte di Regione Veneto, anche lei diciamo messa nella fila di quelli che dicevano non è responsabilità mia, io non ci posso fare niente, vorremmo invece che anche attraverso la nostra iniziativa ci fosse una maggior consapevolezza della crucialità dei servizi che Poste Italiane dovrebbero erogare, della funzione che le istituzioni potrebbero svolgere nel pretendere questi servizi e di quali possono essere, le ha elencate Jonathan prima, una serie di proposte attorno a cui costruire un patto per migliorare la capillarità dei servizi per i cittadini anche attraverso l'azione di Poste Italiane. Grazie.